Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal palazzetto di Serargius per assistere alla prima giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile tra il San Salvatore Serargius e la cestistica Azzurra Orvieto. Prima palla 2, Federica Brunetti, e lei che recupera subito la palla a spicchi. San Salvatore subito in fase offensiva. Buon pomeriggio ad Andrea Farris per le immagini, da Alessandro Carta per il commento tecnico. Prima conclusione corta della giocatrice con la maglia numero 7 Francesca Muro, ma diamo subito un'occhiata ai quintetti proposti dai due coach. Il coach di casa Fabrizio Staico parte con la numero 4 Cicic, con la numero 6 Anna Lussu, il capitano in regia con la numero 7 Francesca Muro, con la numero 15 Federica Brunetti. La prima stoppata di Brunetti che sfrutta tutte le sue leve, tutti i suoi centimetri. Federica Brunetti, ex giocatrice del CUS Cagliari, rientrata in Sardegna dopo l'esperienza, alcune esperienze fuori dall'isola in Serie A1, rientrata alla San Salvatore per dare centimetri, per dare sostanza alla squadra giallonera, e completa il quintetto la numero 19, un altro rientro, vale a dire quello di Giorgia Manfrè. Risponde Orvieto che schiera con la maglia numero 5 il capitano Grilli, con la maglia numero 15 Cantone, con la 17 Meroni, con la maglia numero 32 Ceccanti, con la maglia numero 45 De Cassan. Questo il quintetto proposto dal coach Francesco Dragonetto. Primo minuto di gioco trascorso. Ancora Orvieto va alla conclusione, ancora il rimbalzo di Brunetti. È Lussu che porta palla. Orvieto, squadra giovane che naturalmente dovrà cercare di portare a casa la prestazione, ma anche qualche punto. San Salvatore che naturalmente deve riscattare soprattutto la parte finale della scorsa stagione, con una salvezza arrivata ai play-out nel derby contro la Virtus, e arriva il primo canestro della partita, i primi 2 punti, anzi 3 punti della partita. Li mette a segno Capitan Grilli. Fallo commesso ancora da Orvieto. Palla in mano a Mura, il movimento di Brunetti esce dai blocchi, palla ancora per Mura dalla parte opposta per Cicic, giocatrice giovane ma già di sostanza, soprattutto fisicamente. Riparte Orvieto, 3-0 per la formazione ospite. Ci pensa ancora Capitan Grilli, poi arresto e tiro sbagliato da parte della numero 15 Cantone. Ancora palla che rimane in campo, ancora Grilli da 3, la conclusione, palla che tocca il ferro, il rimbalzo ancora della numero 19 Manfrè. Riparte il San Salvatore, palla in mano a Capitan Lussu, la conclusione, palla che tocca ancora il ferro, la conclusione di Manfrè ancora corta, poi è Brunetti che va alla ricerca del pallone. La finta, ma c'è l'infrazione di passi commessa dalla numero 32 Ceccanti. 7:15 al termine del primo quarto. Ancora Cicic, arresto e tiro da 3, palla che tocca ancora il ferro, ricade in campo, e Brunetti l'ultima a toccare il pallone, va a cercare di salvare lo stesso, ma che ha superato comunque la linea di bordo campo. Si riparte con lo schema chiamato ancora dalla numero 15 Chiara Cantone per Orvieto. Ancora Cantone cerca e trova De Cassan, ancora De Cassan, il palleggio, palla fuori. Dalla parte opposta c'è Grilli, la finta di Grilli. 5 secondi per andare alla conclusione sotto misura, rimbalzo ancora per Orvieto. Adesso c'è la conclusione corta, questa volta della numero 45, anzi della numero 32 Rachele Ceccanti. Palla in mano ancora al San Salvatore.
Lussu mantiene il pallone in campo, la penetrazione, scarica all'indietro verso Mura, ancora Mura, la penetrazione, palla che tocca ancora il ferro, sembra stregata la rettina del canestro difeso da Orvieto, che adesso forza la giocata, pallone in lungo, non riesce Grilli a mantenerla in campo, palla che termina così in rimessa dal fondo. Ancora Lussu, il palleggio. Ricordiamo che il coach adesso Brunetti va a segno, sono i primi 2 punti di Federica Brunetti con la casacca giallonera. San Salvatore 2, Orvieto 3, sempre in vantaggio la formazione ospite grazie alla tripla messa a segno da Grilli dopo 1 minuto di gioco. Adesso il raddoppio, Grilli porta a spasso sia Mura che Brunetti, palla dalla parte opposta, ancora Brunetti, la penetrazione e il canestro di Meroni. Adesso Lussu va sino in fondo, va in lunetta Lussu. 2 punti del canestro più tiro aggiuntivo dalla lunetta. Lussu va a segno e c'è il pareggio del San Salvatore, sono 5 i punti per il San Salvatore, sono 5 anche quelli di Orvieto, 2 messi a segno da Brunetti, 3 messi a segno da Capitan Lussu. Adesso Grilli sino in fondo, poi il rimbalzo di Cicic, c'è una palla contesa. Palla in mano alla formazione ospite. Ancora Orvieto, il blocco su Brunetti. Grilli rimette in gioco, arresto e tiro, palla che rimane l'ancora, Brunetti al rimbalzo, palla affidata alle mani di Capitan Lu sulla penetrazione, poi scarica per Mura, arresto e tiro, Mura va a segno, il sorpasso di San Salvatore, sono 7 i punti per la formazione selargina, sono 5 quelli di Orvieto, 4:58 al termine del primo quarto. Ancora Grilli che riceve la conclusione, Grilli, palla che tocca il ferro, le mani lunghissime di Brunetti, poi è Lussu che non riesce però a mantenere il pallone in campo. Arriva il primo cambio dentro la Yanceva, fuori la numero 32 Ceccanti, ancora Ranceva, c'è la stoppata ancora di Brunetti che poi esce, palla tra le mani, palla verso Mura, non c'è fallo secondo il direttore di gara, riparte così Orvieto, c'è il rientro difensivo, il ritorno difensivo della Cicic che commette fallo. In lunetta Laura Meroni. In lunetta ancora Meroni, non va a segno il primo tiro libero, palla che rimbalza sul ferro, poi torna in campo, va a segno invece il secondo, ancora palla per Cicic, il passaggio verso Brunetti, palla intercettata da Grilli che va sino in fondo. C'è il sorpasso di Orvieto, Orvieto 8, San Salvatore 7, adesso palla dentro ancora per Brunetti, la mano delicata di Federica Brunetti, va a segno ancora il sorpasso del San Salvatore, ma la grande giocata della formazione padrona di casa che ha liberato al tiro
in solitaria Brunetti, adesso palla che tocca il ferro, Cicic non riesce a recuperare il pallone, c'è il rimbalzo sporcato ancora da Brunetti, adesso la tripla messa a segno da Meroni, ancora controsorpasso di Orvieto, palla dentro per Manfred, spalle a canestro, si gira Manfred, usa il corpo, palla che tocca il ferro, ricade in campo, azione offensiva sfumata ancora per il San Salvatore, riparte così Orvieto alla penetrazione, ancora un pallone sporcato da Brunetti, poi non è reattiva Manfred. Lussu esce lei con la palla tra le mani in palleggio, c'è il fallo ancora della numero 17 Meroni sul capitano Anna Lussu, mentre sono già pronti due cambi. Per il San Salvatore dentro la giovane Stoichkova, giovanissima Stoichkova, insieme all'esperienza di Cinzia Arioli, palla in mano proprio per Arioli, palla fuori verso Lussu, scarica per la neoentrata Stoichkova, pallone che tocca il ferro, rientra in campo, ma si prende subito un rischio, subito una responsabilità la giovane Stoichkova. Ancora Orvieto al palleggio, si ferma, palla scaricata ancora, c'è il rimbalzo, arriva prima di tutte Arioli, si riparte 2:40 al termine del primo quarto. Orvieto 11, San Salvatore 9, adesso palla in mano ancora alla Stoichkova che subisce fallo. Quintetto d'esperienza adesso per coach Staiko, con Brunetti, Manfred, Lussu, Arioli e la giovane Stoichkova che va ancora alla conclusione, palla recuperata poi ancora prima da Brunetti, poi da Lussu, la palla poi è persa dal capitano del San Salvatore, si ripartirà ancora con la possesso palla da parte delle ragazze in canotta biancorossa. Si riparte, la rimessa in gioco di De Cassanna, la palla portata da Capitan Grilli, scarica per la Janceva, adesso ancora la conclusione dalla distanza, la tripla messa a segno da Meroni, e lei la giocatrice con più punti al referto sino a questo momento. Adesso Arioli, la conclusione di Arioli, palla che tocca il ferro, c'è il fallo di Manfred sotto canestro. Arriva anche il time out chiesto dal coach Fabrizio Staiko. Riparte Orvieto, 1:53 al termine del primo quarto, 14 per la formazione ospite, sono 9 i punti del San Salvatore. Adesso la stoppata ancora di Lussu sull'altro capitano, vale a dire la numero 5 Grilli. Ancora Grilli, porta palla, scarica nell'angolo, ancora Grilli tutta libera, la conclusione dalla distanza ancora di Grilli da 3, allunga il San Salvatore. Sono 8 i punti in più della formazione di coach Dragonetto, mentre adesso c'è il fallo.
fuori De Cassan, dentro la numero 9 Diouf. Va in lunetta Federica Brunetti, va a segno il primo tiro libero per Federica Brunetti, va a segno anche il secondo. Sono 11 punti della formazione padrona di casa, 17 quelli dell'Orvieto. La formazione ospite ancora in vantaggio, ancora Grilli in palleggio, poi scarica verso la Janceva, adesso sbaglia la giocata l'Orvieto, arriva il cambio, fuori Lussu, dentro la numero 10 Pinna. Rimessa in gioco la stessa Pinna che si fa affidare subito il pallone, palla in mano, poi scarica per Brunetti. Arioli, il palleggio, palla dentro per Gagliano che va sotto canestro con la mano destra a depositare il pallone all'interno della retina. Accorcia così il San Salvatore. Sono 40 i secondi al termine del primo quarto, 13 per la formazione padrona di casa, 17 per la formazione ospite. Palla in mano ancora ad Orvieto con la numero 24 Presta, sbaglia la rimessa in gioco, arriva Stoichkova che mantiene il possesso palla, poi c'è il fallo sulla Stoichkova. Va in lunetta Katrin Stoichkova, sbaglia il primo libero. Mette a segno il secondo, accorcia a -3 per il San Salvatore a 33 secondi dal termine del primo quarto. Palla in mano ancora ad Orvieto con Capitan Grilli, il palleggio controllata da Denise Pinna. Adesso ancora la palla recuperata da Arioli che può ripartire con la palla spicchi tra le mani, il palleggio, c'è libera Gagliano sotto canestro, sta facendo trascorrere secondi utilissimi perché sono gli ultimi 10 secondi di questo primo quarto per andare poi alla conclusione. La penetrazione ancora di Arioli, c'è il fallo su Arioli che probabilmente ha ottenuto quello che voleva. Adesso c'è il cambio, fuori Diouf, dentro la numero 45 De Cassan. In lunetta Cinzia Arioli. Sbaglia il primo libero. A segno il secondo. -2 a 5 secondi dal termine. Adesso la conclusione di Grilli che tenta il tiro della disperazione, ma si chiude qui il primo quarto di questa prima giornata del campionato nazionale di Serie A2 di basket femminile tra San Salvatore e Orvieto, con il parziale di 15 per la formazione giallonera, 17 per la formazione ospite. Secondo quarto di questa sfida, si riparte con il pallone in mano del San Salvatore. Vediamo subito il quintetto riproposto da coach Fabrizio Staico, che parte con Arioli con la maglia numero 8, con la maglia numero 10 Pinna, con la maglia numero 15 Brunetti, con la maglia numero 16 Stoichkova. Adesso ancora Brunetti che va a canestro, c'è l'aggancio del San Salvatore. Sono 17 i punti per la formazione padrona di casa, 17 per Orvieto. Completo il quintetto della formazione padrona di casa con Gagliano con la maglia numero 18. Risponde coach Dragonetto che manda in campo ancora Capitan Grilli con la maglia numero 5, con la maglia numero 24
Presta con la maglia numero 17 Meroni, che è stata top scorer del primo quarto con 9 punti messi a segno. Sono 8 quelli per Grilli, sono 6 quelli di Brunetti, che aggiunti a questi due arriva a quota 8 in casa San Salvatore. Facciamo il quintetto, quindi con la 17 Meroni, con la maglia numero 31 Janceva e con la maglia numero 45 De Cassan. Questo il quintetto in questo secondo quarto, 9 minuti 14 secondi al termine e quindi al riposo lungo, 17 pari il punteggio in lunetta. Adesso va Flavia De Cassan a segno il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, però il rimbalzo è preda ancora della Janceva. Adesso Grilli, il palleggio. De Cassan, la penetrazione controllata dalla numero 18 Stoichkova, che non riesce però a recuperare il pallone né a impedire alla propria avversaria di andare a canestro. Ancora Brunetti, si libera Arioli. Le due giocatrici si conoscono molto bene perché hanno indossato per anni la maglia del Cuscagliari. Adesso la penetrazione di Arioli, c'è il fallo della numero 17 Meroni, non va a canestro Arioli, si procura soltanto il fallo, mentre due cambi adesso per Orvieto. Escono la numero 5 Grilli e la numero 24 Presta. Fanno il loro ingresso in campo Orsini con la maglia numero 7, con la maglia numero 15 Cantone. Arioli al libero, c'è la realizzazione ancora della giocatrice con la maglia numero 8. Ancora Arioli a canestro, -1 per il San Salvatore. 8:40 al riposo lungo. Ancora Cantone, il palleggio, scarica poi per la Janceva, si libera Meroni, c'è il movimento sotto canestro, arriva ancora Cantone, il palleggio, cerca ancora la Janceva e poi c'è il fallo fischiato ai danni della giovanissima Kirillova Katrin Stoichkova, che comunque sta dimostrando personalità. Ancora Brunetti sotto canestro, fa sportellate, poi va lei a cercare il rimbalzo dopo la stoppata. Arioli, coast to coast, va a canestra Arioli, un'occhiataccia ai danni del direttore di gara, della signora Chiara Tomasello, perché avrebbe voluto naturalmente anche il contatto e quindi il fallo per andare al tiro libero aggiuntivo. Adesso c'è il fallo invece sotto canestro del numero 10 Pinna. Fuori la Janceva. Dentro la numero 32 Ceccanti. Va a segno Cantone col tiro libero. Arriva anche il secondo tiro dalla lunetta. A segno anche il secondo +1, quindi per Orvieto. 21 San Salvatore, 22 Orvieto. 8 minuti esatti al termine del secondo quarto, quindi al riposo lungo. Ancora Arioli, il palleggio, salta per 2 volte Cantone, che però poi rientra sulla giocatrice con la maglia numero 8, poi Brunetti, palla sul tabellone e va ancora a canestro. Gesto d'intesa con Cinzia Arioli, che è stato il suo capitano al Cuscagliari. Ancora Orvieto, la conclusione da dentro il perimetro della numero 32 Ceccanti. Ancora +1 per Orvieto, si sta giocando punto a punto, 7 minuti 22 secondi. San Salvatore con la palla in mano, Lussu. Ancora il giro palla Gagliano per Arioli. Sono 7 i secondi per andare alla conclusione. C'è il fallo ancora.
c'è ancora il fallo in favore del San Salvatore. Stoichkova sul punto di battuta, c'è il movimento di Arioli che si libera, tenta la tripla Arioli, palla che tocca 2 volte il ferro, ricade in campo, non fortunatissima la giocatrice con la casacca numero 8, poi c'è lo sfondamento. Arioli con la sua esperienza punta i piedi a terra, si ferma, aspetta il contatto, si procura ancora un fallo a proprio favore. Partono adesso i 24 secondi per andare alla conclusione per il San Salvatore. Il giro palla, ancora Arioli, la finta, la penetrazione sotto canestro, Arioli! La giocata dell'espertissima Cinzia Arioli sotto canestro, +1 per il San Salvatore. Ancora Meroni con la palla in mano, c'è il contatto, le ruba la palla in maniera pulita, in maniera più che positiva Capitan Lusso. Adesso fuori una buona Stoichkova, dentro la Carmen Cicic, che dovrà cercare naturalmente di dare centimetri, fisicità, qualità al roster di coach Fabrizio Staico. Adesso Lussu scambia ancora con Cinzia Arioli. Arioli arresta i piedi, la tripla, palla che tocca ancora il ferro e rientra in campo, poi intuisce il passaggio verso la numero 7, vale a dire Ludovica Orsini. Palla deviata ancora in rimessa laterale. Basili rimette in gioco Grilli. E lei che si prende qualche rischio in più. Ancora palla fuori. Adesso la penetrazione della numero 20 Basili, che stacca una mano dal pallone, con l'altra va a depositare la palla spicchi nella rete del canestro difeso dal San Salvatore. Ancora Lussu, la conclusione, palla che tocca il ferro, poi Gagliano, il rimbalzo sotto canestro, ancora Gagliano, palla appoggiata alla tabellone che poi termina di nuovo in campo. Non fortunatissima Delia Gagliano. 5:30 al termine di questo secondo quarto, giocato ancora punto a punto da San Salvatore e Orvieto. Adesso la penetrazione, c'è ancora la stoppata di Brunetti col raddoppio di Gagliano. Il fallo è della numero 15 Brunetti, che lascia il campo adesso a Giorgia Manfrè. Gli applausi per Brunetti, autrice di un ottimo avvio di partita. C'è Canti in lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo. Ancora palla in mano ad Arioli, il giro palla, Cicic, la conclusione, pallone lungo recuperato da Gagliano, che poi sotto canestro va a fare a sportellate, sradica il pallone dalle mani dell'avversarie, va a canestro per il pareggio della formazione giallonera in questo secondo quarto. 27 per la formazione di coach Staico, 27 anche per la formazione di coach Dragonetto. Adesso ancora pallone in mano al San Salvatore, è Lussu che chiama lo schema, e lei che addirittura arriva sino in fondo, palla
appoggiata al tabellone. Il capitano prende il rischio, il capitano cerca di caricarsi la squadra sulle spalle insieme alle giocatrici naturalmente più esperte come Brunetti e Arioli in questo frangente di partita. Adesso Manfredi, il rimbalzo e Arioli, palla dietro la schiena, ancora il palleggio e lei che cerca campo per provare la giocata, palleggia centralmente, c'è il blocco di Manfredi, ancora spalla schiacciata per Manfredi, sotto per Gagliano che va alla conclusione e va ancora a canestro e non c'è il fallo neanche in questa occasione per Gagliano, che ha un gesto di stizza, si gira verso il direttore di gara, che attaccia questa volta del direttore di gara che non fischia il time out. Adesso con il +4 del San Salvatore. Si riparte Orvieto ancora in passo palla a Grilli, controllata e pressata ancora da Lussu. Guarda sempre la palla Lussu, cerca il contatto con la stessa, non ci riesce. Adesso si va all'indietro verso la numero 32 che va alla conclusione, vale a dire Ceccanti, poi c'è il rimbalzo, il canestro della Janceva che accorcia sino al -2 per Orvieto. Adesso Arioli dalla parte opposta per Cicic. Cicic schiaccia a terra, arriva Gagliano, tenta la prima conclusione, poi c'è il rimbalzo, questa volta arriva il fischio del direttore di gara, sono 2 i tiri liberi per Gagliano. Sbaglia il primo tiro libero Gagliano. Va a segno invece col secondo, si porta +3, così il San Salvatore. Arriva il cambio per la cestistica azzurra Orvieto, fuori la numero 17 Meroni, dentro la numero 9 Diouf. Palla in mano a De Cassan che la cede subito a Capitan Grilli. Il palleggio ancora De Cassan, il contatto con Arioli, va alla conclusione, pallone che tocca il ferro, termina subito dentro. Adesso palla lunga per Cicic di Arioli che sbaglia la giocata, chiede scusa. Fuori Arioli, dentro Mura. Comunque più che positiva la prestazione di Arioli sino a questo momento. Grilli, il palleggio, pallone sotto canestro, ancora il rimbalzo recuperato da Flavia De Cassan, poi ancora una conclusione. Adesso è Mura che va alla ricerca del pallone, l'ultimo tocco è della Janceva, palla in mano a San Salvatore. Mura lo rimette in gioco. Adesso Lussu verso Gagliano, il palleggio di Gagliano, cerca la penetrazione di Gagliano, palla affidata a Cicic e poi c'è il fallo. Il fallo della 18, vale a dire Gagliano. Fuori Gagliano, dentro Brunetti. Palla ancora in mano ad Orvieto, è Diouf che riceve il palleggio di Diouf. Ancora De Cassan, la penetrazione controllata da Mura, arriva sotto canestro, il pallone è perso da De Cassan. Palla in mano quindi al San Salvatore con Cicic e Lussu che chiama lo schema. Ancora Lussu controlla il movimento di Cicic, Manfredi
ancora Cicic, libera, palla scaricata questa volta per Mura, arresto e tiro, palla che tocca il ferro ma non va a canestro. C'è il pressing adesso di Brunetti, palla contesa poi sporcata da Lussu, esce molto bene Grilli, il palleggio, lo scarico per Diouf nell'angolo, la conclusione di Diouf che va a canestro. Sono 2 i punti per Orvieto, quindi 33 Orvieto, 32 San Salvatore, 1:48 al termine, al riposo lungo. Cicic ancora con la palla in mano, Mura il palleggio, ancora Mura sino in fondo, Mura palla al tabellone che poi rientra però in campo, è preda di Brunetti, ancora Lussu, scarica ma subisce anche il fallo. Lussu va a segno col primo tiro libero. A segno anche il secondo, +1 per il San Salvatore a 1:32 dal riposo lungo. Adesso Grilli ancora in palleggio. Diouf sbaglia, poi l'ultimo tocco è il suo, palla che rientra in campo, e Lussu che porta il pallone nella metà campo avversaria, ancora in palleggio, si libera Cicic, movimento di Mura, palla dentro per Manfredi, il palleggio, spalle alla porta, spalle a canestro, scusate, si gira molto bene Manfredi e va a segno, +3 per San Salvatore. Rispetto a Orvieto sono 36 i punti per Brunetti e compagni, 33 quelli invece della formazione ospite che adesso palleggia ancora con Grilli. Sono 4 i secondi per andare alla conclusione, ancora Grilli sino in fondo, la conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo e Cicic che poi mette mani sul pallone, riparte così il San Salvatore. Sono 30 secondi alla termine, ancora Lussu fa volare letteralmente la diretta avversaria, palla recuperata ancora da Brunetti, palla dentro per Lussu, la schiaccia dentro Brunetti, un pallone diciamo così filtrante ma arriva in ritardo Lussu, poi gesto d'intesa tra Lussu e la numero 5 Grilli. C'è il time out quando mancano 23 secondi al riposo lungo, 36 per il San Salvatore, 33 per Orvieto. Si riparte con Orvieto che rimette in gioco il pallone per questi ultimi 18 secondi di gioco, il palleggio ancora di Grilli e Lussu che le ruba palla, va sino in fondo, palla al tabellone, appoggiata al tabellone e va ancora a referto il capitano. Sono 38 i punti per il San Salvatore, 33 per Orvieto che va ancora a canestro proprio sulla sirena con la numero 32 Rachele Ceccanti. Si va al riposo lungo con il parziale di 38 per le padrone di casa del San Salvatore, 35 per Orvieto. Si riparte con il pallone in mano alla formazione ospite, ricordiamo il San Salvatore con la casacca giallonera, l'Orvieto con la casacca rossa e bianca. Diamo subito un'occhiata ai quintetti riproposti in questo terzo quarto dove il San Salvatore conduce per 38-35, 4 secondi per andare alla conclusione, ma scade il tempo per l'Orvieto. Ottima la difesa del San Salvatore che parte con Lussu con la maglia numero 6, con la maglia numero 8 Arioli, con la maglia numero 15 Brunetti, con la maglia numero 16 Stoichkova, con la maglia numero 19 Manfredi. Questo il quintetto proposto da coach Staico. Adesso palla in mano ancora da Arioli, si libera Lussu, il giro palla lungo il perimetro, Manfredi ancora per Lussu, si ferma, poi scarica per Brunetti che va a segno. È il 12° punto personale per Federica Brunetti in questa prima giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile, con il San Salvatore a +5 in questo momento. Ma diamo un'occhiata anche al quintetto proposto dal coach Francesco Dragonetto, con la numero 5 Grilli, con la numero 15 Cantone, con la numero 17 Meroni, con la numero 32
Ceccante con la numero 45 De Cassan, questo il quintetto per la formazione ospite. Va in lunetta Grilli, a segno il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, Manfred arriva sul pallone, poi scarica non per Brunetti che non si avvede del pallone, ma per Capitan Lusso. Ancora la palla per Arioli, il controllo, palla dentro per Manfred, spalle a canestro, si gira Manfred e va ancora a segno. La forza fisica unita comunque ad una struttura possente e ai centimetri per Manfred l'aiutano sicuramente sotto canestro. Adesso c'è il fallo, palla in mano ancora all'Orvieto che andrà in lunetta con la numero 45 De Cassan. Sbaglia il primo libero De Cassan. Si riparte ancora con il secondo libero messo a segno da De Cassan. Adesso Brunetti riceve da Arioli, ancora parla per Arioli dalla lunetta, Arioli arresta i piedi a terra, va alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo, ancora Grilli che rimette subito in movimento Cantone. Meroni pressata da Brunetti, Brunetti le sradica il pallone dalle mani, l'ultimo tocco è della lunga numero 15 in maglia giallonera, palla in mano ancora la formazione ospite con De Cassan. Grilli ancora Meroni che cerca la penetrazione, va sino in fondo e va a canestro. Punto numero 39 per Orvieto, 42 per il San Salvatore. Ancora Arioli riceve da Lussu, lo scarico ancora per il capitano del San Salvatore, c'è il movimento di Brunetti, la penetrazione, palla per Manfred, poi Manfred va a proteggere il pallone, subisce anche fallo. Palla in mano ancora alla San Salvatore, si libera la Stoichkova, poi palla in mano ancora ad Arioli, sono 8 i secondi per andare alla conclusione. Arioli il palleggio, arresto e tiro, poi arriva Brunetti ancora sotto canestro, c'è il fallo della numero 32 Ceccanti. Ancora Arioli per Manfred che però sbaglia sotto canestro, poi c'è il fallo della stessa Manfred. Il pressing di Lussu sull'altro play, vale a dire Grilli. Ancora palla messa fuori, Meroni. Adesso c'è l'infrazione di passi della numero 15 Cantone. L'esperienza di Arioli ancora al servizio del San Salvatore, palla in mano, fuori Manfred, dentro Delia Gagliano.
Lussu, palla dentro per Brunetti, palla schiacciata a terra per Gagliano, ancora fuori. La conclusione dalla distanza ancora di Stoichkova, palla che tocca il ferro e rientra in campo, poi c'è il fallo. C'è il fallo commesso ancora da Gagliano, riparte così Orvieto, 42-39 il punteggio, 6:45 al termine del terzo quarto. Ancora Brunetti va a contendere il pallone, la finta di Meroni, ancora il giro palla, c'è l'arresto e il tiro da 3, pallone recuperato ancora da Gagliano, l'ultimo tocco, secondo il direttore di gara. E della giocatrice del San Salvatore. Palla in mano ad Orvieto, è arrivata anche la protesta di coach Fabrizio Staico. Subito a colloquio con il direttore di gara. Adesso palla recuperata ancora da Arioli, poi Lussu, il palleggio. Arriva a rimorchio ancora Arioli, palla in mano, palla dentro per Gagliano che è sotto canestro. Sfrutta la differenza d'altezza con Grilli e va ancora a referto. Sono 44 i punti per il San Salvatore, 39 per Orvieto. Sono trascorsi 4 minuti in questo terzo quarto. Ancora la palla giocata male dalla numero 32 Ceccanti. C'è il cambio, fuori Ceccanti, dentro Janceva. Ancora Lussu. Il palleggio, viene fuori Gagliano. La penetrazione di Gagliano va sino in fondo, non c'è fallo su Gagliano. Adesso Grilli, la tripla tentata da Grilli, c'è il rimbalzo ottenuto e voluto da Stoichkova che poi riparte, palla in mano a Capitan Lussu, la penetrazione scarica per Gagliano, palla sul tabellone, poi il rimbalzo. Brunetti non riesce a mantenere il possesso di palla, sbaglia Gagliano sotto misura. Ancora Lussu, penetrazione, poi scarica per Arioli, le finte di Arioli, poi lo scarico ancora per Lussu, c'è la penetrazione e il fallo della numero 5 Grilli. Va in lunetta Lussu. 5 minuti 11 secondi. Va a segno il primo tiro libero, va a segno anche il secondo. Fuori Stoichkova, dentro Mura. Il palleggio di Cantone. Ancora Mura che controlla la diretta avversaria, palla che tocca il tabellone, riparte Mura con il pallone in mano. Ancora il palleggio di Mura, palla dalla parte opposta per Arioli, sotto per Gagliano. Gagliano la schiaccia a terra verso Lussu, poi arriva la penetrazione ancora di Mura, c'è il fallo. C'è il fallo della Janceva. E poi arriva il time out chiesto da Orvieto.
in lunetta. Mura sbaglia il primo tiro libero. Mette a segno il secondo. Ancora in vantaggio di San Salvatore, sono 47 i punti per la formazione padrona di casa, 39 per la formazione ospite, 4:32 al termine di questo terzo quarto. Ancora Cantone, esce dai blocchi Grilli, è lei che tenta la penetrazione, c'è il fallo. C'è il fallo commesso da Lussu. Va a segno Grilli col primo tiro libero. Va a segno anche col secondo. 47 San Salvatore, 41 Orvieto. 4 minuti e 15 secondi al termine del terzo quarto. Adesso Gagliano cerca lei la penetrazione, poi lo scarico verso Arioli. C'è il blocco di Brunetti, addirittura raddoppiata, poi palla per Brunetti sotto canestro che va a segno e c'è il libero aggiuntivo. Adesso fuori la Janceva. In lunetta Federica Brunetti. Va a segno anche col libero aggiuntivo, più 9 per la formazione padrona di casa, sono 50 i punti totali delle giallonere, 41 per Orvieto. Palleggio ancora di Cantone che poi la schiaccia a terra verso la numero 24 Presta, che va a segno con una tripla, accorcia così Orvieto, meno 6. Adesso c'è Mura, infrazione di passi. Adesso il time out chiesto da coach Staico. Si riparte ancora con Orvieto, palla in mano. Cantone scarica ancora su Grilli, viene fuori dai blocchi la numero 32, c'è il fallo di Brunetti. Va in lunetta la numero 32 Ceccanti, sbaglia il primo libero. Va a segno, va al segno col secondo. Adesso palleggio Cicic, scarica ancora per Arioli dalla parte opposta per Mura che arpiona molto bene il pallone, ancora Cicic, piede perno, poi scarica per Arioli, 5 secondi la penetrazione di Arioli con una mano, poi c'è l'errore sotto canestro di Ceccanti che non controlla il pallone, lo fa finire in rimessa dal fondo. Arioli, poi Cicic recupera ancora il pallone, palla dentro per la Sa Cicic, Brunetti, c'è il fallo su Brunetti, non va a segno. (2:54 al termine del terzo quarto), fuori
la numero 32 Ceccanti, dentro la numero 31 Janceva. Brunetti in lunetta, va a segno col primo tiro libero. Sbaglia il secondo. Adesso pressing alto del San Salvatore. La conclusione che va a segno di un'ottima Cantone. Adesso Arioli. 2:30 al termine, Gagliano sotto canestro recupera il pallone, poi va alla conclusione, pallone troppo lungo, non recuperato neanche da Brunetti, riparte così Orvieto, ferma la corsa e poi il servizio all'interno del verniciato per la numero 31 Janceva, dicevo ferma la corsa la numero 24 Presta, c'è il fallo. Fallo sotto canestro, quindi andrà alla tiri liberi Emilia Janceva che sbaglia il primo libero. Va a segno con la seconda, arriva il cambio, già pronta a bordo campo Giorgia Manfred, prende il posto di Delia Gagliano. Palla dentro adesso per Brunetti, poi va lei a contendere il pallone, ma riparte ancora Orvieto, palla recuperata ancora dal San Salvatore, non riesce a concludere De Cassan. 2 minuti 4 secondi, 51 i punti del San Salvatore, 48 quelli di Orvieto. Ancora Mura dentro per Brunetti, Brunetti viene stoppata dalla Janceva. Arioli ancora sul punto di battuta, rimessa in gioco Cicic, si libera Arioli, non viene servita, ancora Cicic sino in fondo ma poi sbaglia il tocco. Arioli ancora in pressing, riparte Orvieto, 1:40 al termine del terzo quarto, Orvieto sino in fondo, sono 50 adesso i punti per Orvieto, -1 dalla San Salvatore che ha dilapidato un vantaggio di +9. Ancora Mura dentro per Manfred, c'è il fallo su Manfred che va anche a canestro. ...53 punti per il San Salvatore, 50 per Orvieto. Palla che danza su tutto il ferro sul tiro libero aggiuntivo di Manfred. Ancora Orvieto mantiene il posto palla, Cantone, sono 4 secondi per andare alla conclusione, l'ultimo tocco è di Cicic. Palla ancora in mano ad Orvieto, 1 minuto e 2 secondi al termine, la conclusione, palla corta, palla che rimane là, Brunetti subisce fallo.
Adesso il palleggio di Lussu. Ancora Lussu in palleggio, giro palla a Manfred. Palla dentro per Brunetti, il palleggio di Brunetti con una mano che va a canestro e si prende anche il tiro libero aggiuntivo. Brunetti che ha chiuso il secondo qua, i primi 2 quarti, è andata al riposo lungo con 10 punti al referto. Ancora Brunetti, più 6 per il San Salvatore, 39 secondi da gestire in questo terzo quarto. Ancora la penetrazione, palla fuori per Grilli. Cambia idea Grilli, non va alla conclusione. Orvieto ha ancora 6 secondi di possesso palla, palla che rimane là, deve tentare la conclusione, palla che tocca il ferro, ricade in campo, è preda di Capitan Lussu che può ripartire, sfrutterà tutti questi 12 secondi. Palla in mano a Cicic, arresto e tiro, la palla tocca il ferro, ricade in campo, palla ancora in mano ad Orvieto che tenta la conclusione con Grilli, palla che tocca il ferro, poi il tabellone, ricade in campo, si chiude anche il terzo quarto con il parziale di 56 per il San Salvatore, 50 per Orvieto e si aspettano gli altri 2 minuti di pausa prima di riprendere le ostilità di questa sfida. Ultimi 10 minuti di questa sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile. San Salvatore in campo con Cicic, Lussu, Mura. La numero 15 Brunetti, la numero 19 Manfred. Risponde Orvieto con Grilli, poi la numero 7 Orsini. La numero 24 presta, la numero 31 Janceva, scusate, e la numero 45 De Cassan. Adesso fuori subito presta dentro Meroni, autrice di 11 punti fino a questo momento dell'incontro. Tabellino migliore in assoluto per Federica Brunetti con 19 punti in casa San Salvatore, 11 per Lussu, sono 7 quelli di Arioli, 3 di Mura, 1 di Stoichkova, sono 9 di Gagliano, 6 di Manfred, questo il tabellino in casa San Salvatore, mentre per Orvieto sono 13 quelli di Capitan Grilli. Adesso ancora Lussu sino in fondo, viene comunque controllata e stoppata, riparte così Orvieto, dicevo 13 punti per Grilli, sono 2 quelli di Diouf, 4 quelli di Cantone, 4 quelli di Cantone, 11 per Meroni, 2 per Basili, 3 per Presta e Janceva, 6 a testa invece per Ceccanti e De Cassan, mentre adesso arriva un'altra stoppata di Federica Brunetti. Palla in mano a De Cassan, il palleggio, palla fuori, Lussu quasi ad anticipare la numero 5 Grilli, poi pallonata in faccia fortuita ancora per Lussu che però perde ancora palla in uscita. Meroni, palla schiacciata, ma c'è il fallo fischiato a Brunetti. Fuori Grilli, dentro Cantone. Quarto fallo a carico di Federica Brunetti. Bisogna stare attenti naturalmente in questi ultimi 8 minuti e 40 secondi. Ancora palla toccata dalla San Salvatore. Fuori Brunetti per preservarla sicuramente per l'ultima parte di questa gara. Dentro la numero 16 Stoichkova, ancora la penetrazione che va a canestro di De Cassan, più 4 per il San Salvatore.
a 8:23 dal termine. Adesso Cicic non riesce a mantenere il pallone in campo sul servizio di Capitan Lussu. Ancora Orvieto, palla fuori, Cantone, controllata dalla numero 16 Stoichkova. Adesso c'è la stoppata, poi Stoichkova recupera palla, esce lei con il pallone tra le mani. Palla in mano alla San Salvatore, ancora Stoichkova, il palleggio, palla per Lussu nella propria metacampo, adesso entra nella metacampo avversaria, lei che chiama lo schema, controllata ancora da Orsini, palla dalla parte opposta per Mura che ferma i piedi, palla che tocca il ferro, rientra subito in campo, non va a canestro la numero 7 Francesca Mura, riparte così Orvieto con la penetrazione ancora di Cantone. De Cassan, poi Meroni, il palleggio, va alla conclusione Meroni, palla che non tocca neanche il ferro, la rimette all'indietro Janceva, però la rimette proprio nelle mani di Mura, trova libera Cicic, ancora Mura, Stoichkova, la penetrazione, c'è il fallo sulla Stoichkova, non viene assegnato il canestro alla giovane giocatrice del San Salvatore. Rimessa in gioco, ancora Stoichkova, il pallone per Cicic, la conclusione da 3, palla che tocca il ferro, poi ancora Stoichkova che prende il rimbalzo, cerca il canestro ma trova soltanto il ferro. Adesso Gagliano sradica il pallone dalle mani dell'avversaria, riparte Mura sino in fondo, scarica poi su Cicic, ancora Lussu, palla dentro per Stoichkova che viene fermata però da dietro. Cantone, il palleggio, Meroni. Ancora la conclusione, palla che tocca il tabellone e poi va ancora a canestro. +2 per il San Salvatore, che adesso continua ad attaccare con Stoichkova sino in fondo, sfortunatissima palla che tocca il tabellone, non le viene fischiato il fallo, riparte adesso l'Orvieto, c'è infrazione di passi. Infrazione di passi della giocatrice Rachele Ceccanti, palla in mano alla San Salvatore che deve rimanere lucida per questi 5 minuti e 58 da gestire per portare a casa il risultato. +2 per le ragazze di Fabrizio Staico. Ancora Lussu, Manfred, adesso Gagliano, spalle a canestro, si gira Gagliano, usa il corpo per fare perno sulla diretta avversaria, palla al tabellone e va a segno. 58 San Salvatore, 56, accorcia subito l'Orvieto con la conclusione di Cantone da dentro la lunetta. Adesso c'è il fallo su Stoichkova. Cambio per Orvieto, entra Capitan Grilli, fuori la numero 7 Orsini.
rimessa in gioco di Stoichkova, intercettata subito da De Cassan che le sporca il servizio verso Lusu. Adesso Lusu riceve dalla stessa Stoichkova, palla dentro per Manfredi, sbaglia canestro, Manfredi si gira, ancora Manfredi fa sportellate, scarica per Gagliano, la finta di Gagliano, la penetrazione, perde il pallone, poi palla appoggiata alla tabellone, tocca il ferro ma rientra subito in campo, palla ancora in mano ad Orvieto con Cantone. Ceccanti, il palleggio controllata da Manfredi, c'è il fallo di Manfredi. Quinto fallo di Manfredi che lascia il posto a Federica Brunetti. Si chiude qui la partita di Manfredi. Giorgia Manfredi che rientra in casa San Salvatore. Ceccanti in lunetta, sbaglia clamorosamente il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo di Brunetti, l'ultimo tocco è di una giocatrice di Orvieto. Palleggio ancora di Arioli, adesso scarica su Stoichkova, Lusu, Brunetti spalle a canestro, adesso il fallo della numero 32 Ceccanti, quinto fallo anche di Ceccanti che abbandona il campo. Palla in mano al San Salvatore, si libera Gagliano, ancora Arioli per Gagliano. Gagliano controlla e protegge il pallone, la penetrazione adesso di Arioli che scarica ancora su Gagliano, intercettato dal numero 31 Janceva. 4:26 alla sirena, 58 San Salvatore, 56 Orvieto. Adesso si libera ancora Stoichkova, la conclusione, palla che non tocca neanche il ferro, recuperata subito da Orvieto che riparte con dal Cassan, De Cassan, poi palla all'interno del verniciato, c'è il fallo di Janceva su Brunetti. Quarto fallo anche per Emilia Jankova-Janceva. Va in lunetta Brunetti, mette a segno il primo tiro libero. A segno anche col secondo. Movimento sotto canestro, Cicic controlla la diretta avversaria, fallo fischiato ancora Cicic. Primo fallo di Cicic in questa partita. Va a segno il primo tiro libero per De Cassan, più 3 adesso per il San Salvatore. 4 minuti, 1 secondo al termine di questa prima giornata del campionato di Serie 2 di basket femminile. Più 2 adesso per San Salvatore, Brunetti, palla dentro per Cicic che va a referto e va anche a prendersi il tiro libero aggiuntivo. L'assist di Brunetti.
Sbaglia però il libero aggiuntivo Cicic. Riparte Orvieto. Cantone in palleggio. C'è l'intervento di Arioli. Grilli, la conclusione che va a referto nonostante l'opposizione di Lussu. +2 sempre per il San Salvatore. Ancora Brunetti fuori dal perimetro, scarica per Lussu, la penetrazione di Lussu che viene contrastata dalla numero 45 De Cassan. Tenta la conclusione Lussu, palla che supera addirittura il tabellone. Riparte Orvieto. C'è la conclusione, il rimbalzo di Gagliano che rimette però la palla in campo. Poi adesso è Arioli il rimbalzo. Mentre c'è un problema per Cicic. Scuote la testa Carmen Cicic, ma rimane in campo. Parlotta anche con coach Fabrizio Staico. Stringe i denti la giocatrice del San Salvatore. Palla in mano a capitana Lussu che scarica e scambia con Arioli. Ancora il palleggio di Anna Lussu. Si libera Cicic. Ancora Cicic, va alla conclusione, palla che tocca il ferro e preda il rimbalzo della numero 5 Grilli. Ancora Grilli, palla che gira lungo il perimetro, va sino in fondo la numero 45, vale a dire De Cassan. Recupera il pallone Brunetti. Fuori anche la numero 45 De Cassan. Finisce anche la partita di De Cassan. Adesso Brunetti va ancora a segno col tiro libero. Secondo tiro libero messo a segno da Brunetti. Riparte Orvieto. Meroni. Poi la conclusione di Grilli, palla che tocca il ferro, ancora Brunetti sotto il tabellone, fa valere i suoi centimetri. Ennesimo rimbalzo di una partita straordinaria per Federica Brunetti, in quanto ad assist, a stoppate, a punti, soprattutto al referto. Ancora Lussu, Gagliano. Arioli mantiene il posto palla, si deve liberare, deve andare alla conclusione. 3 secondi ancora per Arioli che cerca il canestro, palla che tocca il ferro. Ancora Grilli, palla ancora sul ferro, riparte Arioli, palla dentro per Lussu che non trova il contatto col pallone in un primo momento. Ancora Lussu, c'è libera a Brunetti che mette il pallone in mano di Cinzia Arioli. 8 secondi per andare alla conclusione. Ancora Arioli, le finte, la penetrazione, c'è il fallo di Grilli su Arioli.
Arioli in lunetta, a segno il primo tiro libero. 65 San Salvatore, 60 per Orvieto. Va a segno anche il secondo, quindi sono 66 i punti del San Salvatore, più 6 sull'Orvieto a 1 e 11 secondi dal termine di questa sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Palla in mano ancora ad Orvieto, si libera Meroni, controllata da Gagliano, scarica per Grilli, la tripla di Grilli che va a segno. Una sentenza Grilli dalla distanza. 66 per il San Salvatore, 63 per Orvieto, 1:05 al termine. Arioli, palleggio di Arioli, palla dentro per Cicic, Brunetti, ancora Arioli, ancora 12 secondi per andare alla conclusione, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, ancora Arioli sino in fondo, palla alla tabellone, poi Gagliano non riesce nel rimbalzo, Meroni si ferma, scarica all'indietro, posso palla ancora per Orvieto, pallone corto, lo mantiene in campo, è preda di Lusu, sono 3 secondi, sono 3 i punti di vantaggio per San Salvatore a 20 secondi dal termine, ancora con il posto palla buono per 10 secondi, adesso Cicic, c'è il fallo di Cicic di Jachenka. Quinto fallo anche per Janceva. Terza giocatrice che deve abbandonare la sfida per falli. Adesso Cicic sbaglia il primo tiro libero. Mette a segno il secondo e arriva il time out chiesto dal coach di Orvieto, Francesco Dragonetto. Ultimi 15 secondi di questo quarto, più 4 per San Salvatore, la stoppata, poi è Cicic che recupera ancora il pallone, c'è il fallo sulla numero 4 giallonera che andrà in lunetta. 8 secondi e 7 decimi alla sirena. 67 per San Salvatore, 63 per Orvieto. Va a segno Cicic. Va a segno anche col secondo, più 6 per le padrone di casa. Adesso Grilli, la conclusione di Cantone, rimbalzo di Cinzia Arioli, ma termina qui la sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile tra San Salvatore e Orvieto. Contro la cestistica azzurra Orvieto vince la formazione padrona di casa di coach Fabrizio Staico con il punteggio di 69-63. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.